Allora, eccoci rientrati in studio. Primo tema, diciamo, legato all'attualità di questa nostra puntata, il Mose. Il Mose che continua a presentare problemi che sembrano veramente... Il Mose è la storia di Sorintento, no? E quindi ne parliamo, mi ripeto quello che ho detto prima, per riuscire a trovare una soluzione e mettere di fronte ai nostri rappresentanti della politica a un problema serio che non si può tergiversare ancora. Abbiamo aperto una voragine perché abbiamo allargato le bocche di porto, la capacità dei nostri porti è aumentata, quindi l'afflusso dell'acqua, diciamo, delle alte maree è maggiore perché c'è maggiore capienza delle bocche di porto e di conseguenza bisogna che in tempi rapidi arrivare a una soluzione. E allora il problema è chiedere ai nostri ospiti quali sono le posizioni critiche di questa opera e cosa si potrebbe fare. Poi abbiamo varie interviste da Casson, abbiamo interviste al Presidente Zaia, abbiamo interviste al Sindaco di Venezia e quindi abbiamo la possibilità di vedere le varie sfaccettature e come i nostri politici affrontano concretamente. Le parole non bastano più, ormai si poteva parlare 5, 6, 7 anni fa, se il Mose, discutere, eccetera. Ormai gli eventi sono prossimi, il disastro è visibile e lo faremo vedere e di conseguenza abbiamo bisogno di una risposta concreta e a questo punto diamo la parola di Tella. Allora intanto volevo ricordare ai telespettatori e anche agli ospiti, chi si fosse sintonizzato adesso, ricordiamo che stiamo parlando del Mose, lo facciamo con Ilaria Boniburini, Potere al Popolo, ma urbanista veneziana e attivista no Mose, con Vincenzo Di Tella, esperto ingegnere di opere offshore, con Davide Scano, che è consigliere comunale a Venezia, esponente del Movimento 5 Stelle, e con il professor Luigi Dalpaus, docente di ingegneria idraulica a Padova. Allora, parliamo del Mose e iniziamo un po' come dire, ingegnere Di Tella, qui i malanni del Mose, come dire, si presentano con una frequenza sempre... Esatto, cioè io vorrei fare una brevissima premessa, e che sono proprio, che poi diciamo è quello che la causa di questo che stiamo vivendo in questi giorni sostanzialmente. Cioè il Mose nasce con 3 difetti di impostazione, che sono brevemente il fatto di non essere reversibile, come la legge speciale per Venezia imponeva e impone per tutte le opere che si fanno a Venezia. Secondo, ha utilizzato le tecnologie terrestri sott'acqua, che quando di più sbagliato una mente umana possa fare, e qui vorrei ricordare molto brevemente il fatto che quando nel campo offshore si dovette passare dalle piattaforme dove tutti gli impianti sono in superficie alle profondità in cui non era più possibile realizzare delle strutture fisse, quindi fare degli impianti sottomarini, le società per prima cosa pensavano, facciamo un impianto atmosferico sott'acqua, no? Mettiamo tutte le teste pozzo, tutti gli impianti, eccetera, e poi facciamo la manutenzione con le persone che vanno e vengono, eccetera. Si fece un progetto multicliente dove parteciparono tutte le più grosse compagnie petrolifere dell'Erio, le famose 7 sorelle, e dopo pochi mesi videro che tutti i problemi che creava erano molto di più di quelli che si potevano risolvere. Cioè una struttura fatta per la superficie non si può mettere sott'acqua. Non si può mettere sott'acqua, ormai questo succedeva ai fini degli anni 60, ai fini degli anni 70. E questo è il difetto del Mose, è stato progettato per una struttura da usare, ma non dentro l'acqua, non a quella profondità e non in presenza di acqua salata. Quello che stiamo vedendo, poi magari vedremo delle foto, eccetera, eccetera, è frutto di questa scelta.
Quindi praticamente col MOSE si sta facendo quello che era stato fatto nel campo offshore negli anni, fine degli anni 60, prima del 70, che aveva dimostrato che questa cosa qui non funziona. Cioè nessuno mette sott'acqua impianti di superficie. Cioè è un'esperienza già superata, ormai già tutti superato. sanno che quelle cose non si fanno più, noi le abbiamo fatte. Noi le abbiamo fatte, Bravo, questo è il secondo discorso. Il terzo punto proprio di base è che queste paratoie sono rivolte verso la laguna, quindi prendono la spinta dove l'acqua è più bassa. E quindi man mano che il dislivello dell'acqua cresce, in caso di alta marea, loro tendono ad andare giù e quindi devono essere svuotate per ritornare in posizione. Questo significa che ogni paratoio, ognuna delle 78 paratoie, ha un sistema di controllo. Se il sistema di controllo non funziona, la paratoia o resta giù oppure viene su come Ercolino sempre in piedi. Oppure sbandiera, ognuno per conto suo. No, a questo punto, se c'è onda, a questo punto comincia a sbarrozzolare e non si sa dove finisce. Questo comporta anche una serie di impianti che ancora non ci sono sotto per il controllo di queste paratoie. Quindi a 6 miliardi mancano impianti che costeranno... Non ci sono ancora. Ma c'è un voi potete immaginare impianti... anche cosa succede di questi impianti in quell'ambiente corrosivo, che quello lì è un ambiente corrosivo. Quindi diciamo questi tre fatti fondamentali poi portano alle conseguenze che abbiamo visto. Quindi il fatto che qualsiasi cosa succede bisogna andare sul fondo a intervenire, capite che a prescindere dalle difficoltà enormi che ci sono, ma i costi sono tremendi. Cioè, basta pensare che quando è scoppiato uno dei pontoni, perché non avevano controllato la pressione con cui facevano lo zavorramento, hanno dovuto costruire un impianto iperbarico per andare a ripararlo. Poi cosa hanno riparato non si sa cosa hanno riparato. E questo diciamo è il discorso, per cui cosa fare? E questo diciamo sono gli aspetti di impostazione proprio del sistema che mostra proprio gli errori di fondo fatto su questo progetto. E poi c'è l'aspetto come è stato realizzato, la scelta dei materiali, cioè è evidente che chi ha fatto questo progetto non aveva le competenze per poter realizzare queste cose. Quello che vedremo sugli steli, no? I famosi steli delle cose, cioè lì c'è una corrosione elettrolitica, non è più la classica corrosione chimica che si ha per le strutture sott'acqua, cioè lì si è creata una pila tra il rivestimento di nickel e l'acciaio sotto, per cui lo sta erodendo, è come se fosse una forma di gruviera rosicchiata dai topi, cioè, è impressionante quella foto lì. E dopo ne parliamo. Dopo la vedremo. Quindi diciamo cosa c'è da fare? C'è intanto da capire intanto se funziona, perché a valle anche di tutte queste scelte sbagliate c'è anche una cosa che, ripeto, ne abbiamo anche un po' già parlato in altre occasioni, ma io sto in questo momento per conto del Cotacons analizzando il progetto del MOSE. Ecco. Io ho delle evidenze ormai acclarate per cui non esiste il progetto delle paratoie. Cioè, può sembrare Cioè, se lo sono improvvisato, cioè non c'è un progetto della singola paratoia, oppure non c'è il progetto dell'insieme delle paratoie? Non c'è il progetto della paratoia, non si sa come queste paratoie si muovono, perché quello che hanno fatto l'hanno fatto soltanto esclusivamente con le prove in vasca. Queste prove in vasca che hanno fatto non seguono le leggi della fisica. Chiaro? Cioè la paratoia non è simulata è simulata soltanto come geometria, ma il peso non è il peso, il centro di gravità non è il centro di gravità, il momento di inerzia non è il momento di inerzia della paratoia, perché il tutto è basato su un'assunzione veramente ridicola, gravissima, per cui si impone
che il peso non è la massa, non è il peso della massa dell'apparatoio nel suo complesso, ma è il peso in acqua. È come se questo apparatoio, invece di essere vincolato al fondo, fosse galleggiante. Se è galleggiante chiaramente il peso è uguale alla spinta, ma se è vincolato al fondo il peso è il peso dell'apparatoio. Poi io non posso simulare il peso in acqua dell'apparatoio. Questo è quello che è stato fatto. Okay. Per non parlare poi come sono state realizzate per stare queste sempre prove. sul concreto, lei ha queste problematiche, le ha anticipate a qualche ente politico, a qualche... Certo, allora, prego. Sì, certo. Noi prima di questo discorso del Codacons noi avevamo trovato proprio sul sito del consorzio le prove fatte in scala 1 a 30 e 1 a 10, sempre qui a Volta Barozzo, che doveva dimostrare che l'effetto scala non esiste. Quindi il professor Dal Paus ci può dire se questa è un'affermazione che ha un senso comunque. Comunque, loro si sono opposti di fare questa cosa. Anche qui nel fare questa cosa hanno fatto una serie di errori, ma madornali, cioè definirli, ho difficoltà a definirli, perché ripeto, non hanno senso proprio quelle che hanno fatto. Cioè hanno provato queste paratie in una vasca che si trova qui a Padova, a Volta Barozzo, dove a suo tempo avevano simulato la laguna di Venezia, proprio per affrontare il problema delle inondazioni, delle acque alte di Venezia. Hanno provato in queste vasche, però queste non erano adatte per simulare il movimento dell'acqua e soprattutto il movimento della paratia. Il problema è che hanno fatto 2 serie di prove. Le prove delle bocche complete erano in scala molto piccola, una 60 per Malamocco, una 64 per il Lite, una 80 per... Dimensione paratia? No, scala. Cioè praticamente invece di una paratia di 20 metri c'è un aggeggio di 40 centimetri. Quindi la simulazione è su una paratia di 80 cm che dovrebbe simulare il movimento di una paratia di 20 metri, pressappoco. Super, sì. E quindi questa cosa evidentemente crea dei problemi enormi. Cioè, il classico fenomeno dell'effetto scala, che tutti qua, chi si occupa di queste cose sa. Allora loro, siccome non lo sapevano, hanno fatto queste prove scala 1 a 10 secondo tempo per dimostrare che l'effetto scala non esiste. Purtroppo le hanno fatte però sbagliate, per cui le vasche intanto non hanno simulato tutta la barriera, quindi hanno sceso soltanto 5 paratoie più 2 metà, adesso non voglio entrare nei dettagli, comunque simulano soltanto un pezzo di paratoie. Ecco, allora, spieghiamo ai telespettatori che la barriera ha un suo comportamento. Esatto. Se io metto 1, 2, 3, 5 paratoie il comportamento è diverso. E il rapporto tra il fluido dell'acqua, cioè la densità dell'acqua e una paratoia piccola, è diverso tra una paratoia grande e la densità dell'acqua. E quello è il classico effetto scala. Chiaro? Sì. Ora, cosa succede? Succede che queste prove fatte in queste vasche così piccole e così, tra l'altro non in similitudine tra di loro, no? Perché se io faccio una vasca scala 1 a 30, no? E poi ne faccio una a 10, la vasca scala 1 a 10 deve essere 3 volte più lunga di in proporzione, scala, cioè in scala, no? Invece è la metà, invece è 3 volte più lunga. Quindi praticamente le onde che si generano tra il generatore e l'apparatore è un guazzabuglio che non si capisce più che cos'è. Allora, o l'hanno fatto apposta o l'hanno fatto sul serio. Allora, si può pensare che uno che viene incaricato di verificare il movimento di una paratia di questo tipo si perda su una questione di questo livello. C'è di più. Ci sono la formulazione con cui intendono provare le forze viscose, che sono invece la formulazione che valgono per i fluidi perfetti. Cioè, in questi documenti che io sto analizzando, e che poi alla fine farò un rapporto definitivo, perché c'è un rapporto intermedio di cui, perché mi ha detto a chi l'ho presentato, appunto io allora avevo esaminato questi casi e avevamo fatto già un primo rapporto mandato al provveditore, l'ingegner Linetti. L'ingegner Linetti questo rapporto l'ha mandato al consorzio
Dice, guarda, questi qui ci dicono questo, rispondete, no? Il consorzio, invece di chiamare il progettista, no? Il progettista, chi più del progettista può rispondere a queste obiezioni? No? Invece ha incaricato un consulente, il professor Foti dell'Università di Catania. Sì. Questo professor Foti, ne abbiamo parlato già su questa cosa, praticamente non ha potuto non riconoscere le mie obiezioni, l'evidenza dei fatti. Era l'evidenza dei fatti. Quando gli dici che le due paratoie, le due vasche non sono in scala, cioè sono i numeri, no? Certo. Quando gli dici che il peso va fatto il peso e non va fatto il peso in acqua, è un fatto. Cioè, io non è che ho obiettato dicendo è sbagliato, dice, è sbagliato per questo, per questo, per questo, per questo. Certo. E tanto erano soldi che andavano. Ma adesso io interromperei un attimo questa descrizione che è servita ai nostri telespettatori per riuscire a capire la dimensione del fenomeno. Io passerei la parola all'ingegnere Del Paus che ci supporti anche su quelli che sono i fenomeni e la casistica e la problematica di queste paratie che funzionano, gli effetti naturalmente che subisce la laguna e tutte le conseguenze che possiamo prevedere nei prossimi anni. Adesso io le ho fatto una domanda un po' generale, vorrei che lei entrasse nel merito. Non vorrei soffermarmi sulle questioni ingegneristiche che riguardano il progetto delle strutture che sono state realizzate e che adesso presentano tutta una serie di problemi, se ne scopre uno al giorno. Tutto questo secondo me è figlio di un comportamento incredibile, perché nonostante le molte segnalazioni, quest'opera così importante è stata appaltata sulla base di un progetto definitivo. Molti di questi problemi che noi oggi vediamo forse non ci sarebbero stati se ci fosse stato un comportamento un po' meno indecente, diciamo. Un'opera di questo genere non poteva essere appaltata se non sulla base di un progetto esecutivo, e cioè di un progetto in cui si affrontano i problemi in tutti i loro dettagli. Ecco, e quello che mi preme di dire, avendo vissuto questa vicenda, no, è che questa questione non solo fu segnalata al governo italiano, in pratica, dal Comune di Venezia attraverso i suoi consulenti, ma fu segnalata anche dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il quale raccomandava, nel rigettare tutte le obiezioni fatte dal Comune di Venezia, segnalava la necessità di procedere alla stesura di un progetto esecutivo. Ma come mai non è stata eseguita questa indicazione? Potremmo chiederlo a un ministro dei lavori pubblici, o allora forse era delle infrastrutture. Sì. E forse voi non immaginerete nemmeno chi era ministro in quel periodo delle infrastrutture in quel periodo. Un fustigatore dei costumi degli italiani, l'onorevole Di Pietro. Di Pietro? Esattamente, Di Pietro. Beh, fu quello che preparò l'appalto per le autostrade, no? Vabbè, questo io non lo so, io so che lui era ministro quando... Così sappiamo chi ha preparato il contratto poi quando alla Presidenza del Consiglio, in 3 giornate, che poi non furono 3 ma furono 2, perché intervenne il primo ministro a dire che bastava, e il primo ministro era un altro personaggio di grande rilievo, perché si chiamava Romano Prodi. Quello che ci ha messo allora io credo che si capisce bene perché siamo andati in questo modo, no? Siamo andati in questo modo perché, a mio avviso, gli interessi economici, gli interessi di gruppi di potere economico
sono prevalenti su tutto, qualunque sia il tipo di governo che ci regge. Però non avrebbe fatto diversamente, noi nella piena democrazia abbiamo saputo fare, ecco, forse come avrebbe fatto lui. Vogliamo spiegare ai telespettatori, forse certi passaggi non li ricordano, qual è stato il sistema Mose? A chi è stato dato questo incarico e con quali limiti? Ma no, con nessun limite, perché la ditta era l'appaltatrice? L'appaltatore era un consorzio di imprese italiano in cui c'erano tutte le più importanti imprese italiane e c'erano anche imprese venete. Però quello che non ha funzionato, secondo me, in questo senza nessun controllo. Questo è stato dato l'incarico. C'era un controllore che però hanno provveduto a distruggerlo sistematicamente in modo scientifico per renderlo innocuo, anzi asservito alla volontà del concessionario. Beh, è stato dimostrato che era una libro paga del consorzio. Cioè era libro paga del consorzio, cioè il controllore era libro paga del consorzio e quindi sì, doveva fare solo il mestiere di non controllare. E negli atti, diciamo che questo è un episodio che poi non è, secondo me, unico nel panorama italiano, insomma. No, certo, probabilmente è la costante, no? Citiamo uno per tutti, il ponte di Messina, no? Beh, ma insomma adesso io vorrei restare a una cosa che conosco. Per citare anche la Pedemontana, il modello della grande opera inutile è lo stesso, che si ripete però, da... Sì. Beh, utile e inutile bisognerebbe, secondo me... Non possiamo buttare il sasso, noi siamo abituati a entrare nell'argomento e spiegare perché non funziona la Pedemontana o perché funziona la Pedemontana, quindi non possiamo soltanto così lanciare dei sassi alla casa. Comunque io credo che invece sia da evidenziare un altro aspetto che è assolutamente sottovalutato e ignorato da tutti. Ammettiamo che quest'opera, che ha i suoi problemi, veda tutti i suoi problemi risolti. No? Di ingegneri bravi in giro per il mondo ce n'è finché si vuole. Arrivano gli ingegneri bravi e risolvono i problemi. Ma c'è un aspetto di carattere, direi, filosofico che mina alla base questa soluzione, perché nell'ambizione del progettista questa doveva essere un'opera che permetteva contemporaneamente di difendere i centri lagunari dalle acque alte, di non penalizzare la navigazione e di salvaguardare l'ambiente. Già mettere insieme questi tre aspetti mette in evidenza che siamo in mano a dei principianti, per non dire dei dilettanti, perché sono tre aspetti che richiedono provvedimenti opposti. Allora ritenere progettista e controllore che attraverso quest'opera si sarebbe andati a raggiungere questi tre obiettivi contemporaneamente è un falso ideologico. Detto questo, quello che sfugge a tutti, stiano a destra, stiano a sinistra, facciano i tecnici o facciano i politici, è un fatto epocale che già emergeva al tempo dell'inizio dei lavori del Mose, se volete al tempo della progettazione del Mose, ovvero l'effetto che avrà l'innalzamento del livello medio del mare. Questo è un effetto previsto dall'IPCC con i primi rapporti negli anni 90, quindi prima che incominciasse tutto quanto,
e confermato anche recentemente nel quinto rapporto di questo organismo internazionale, che è, se non ricordo male, del 2013, e che in buona sostanza non solo conferma le previsioni dei primi rapporti, ma dice che sarà anche peggio. E le previsioni dell'IPCC, a voler essere benevoli, dicono che noi ci dobbiamo aspettare nell'arco del secolo 50 centimetri di innalzamento del livello medio del mare, se ci rifugiamo in uno scenario che non si realizzerà mai, quello cioè di contenere le emissioni, in modo da far sì che a fine secolo, rispetto all'epoca preindustriale, l'innalzamento della temperatura media del globo sia contenuto sui 2 gradi. Questo è, come dire, non è un'utopia, è pazzia o ignoranza accoppiata. Tutto questo quindi comporterebbe, comportando l'innalzamento del mare, chiaramente renderebbe il Mose... No, comportando l'innalzamento medio del mare, che cosa succederà? Succede una cosa molto diversa da quella prevista dal progettista, che era stata segnalata al progettista in occasione di quegli incontri a Palazzo Chigi che finirono malamente per il Comune di Venezia. E cioè, non saranno 5, 6, 7 le manovre all'anno da eseguire alle bocche di porto per controllare le alte maree. Diventeranno 300 se noi pensiamo a un innalzamento del livello medio del mare di 50 centimetri. Uno potrebbe pensare che questa è la pazzia di questi accademici che fanno esercizi di intelligenza dentro l'IPCC. In realtà, se noi osserviamo le registrazioni mareografiche a Punta della Salute, cioè a Venezia, degli ultimi 30 anni, ed esaminiamo l'andamento di queste maree registrate, riscontriamo nei 30 anni un innalzamento del livello medio del mare che vale circa 6 mm all'anno. Allora in proiezione centenaria sono 60 centimetri. Certo. La previsione dell'IPCC, questo per dire che la previsione dell'IPCC sicuramente è credibile, ha fondamento e quindi dovrebbe essere guardata con attenzione. Cosa comporta questo? Comporterà che le paratoie dovranno essere manovrate, le bocche di porto dovranno essere chiuse 300 volte circa all'anno. 300. La durata complessiva delle chiusure, mediamente, e questo è stato dimostrato con calcoli raffinati, sarà di 2200 ore all'anno, mediamente. Ma negli anni più disgraziati saliremo fino a 4500 ore all'anno. Allora, di fronte a queste due situazioni si deve dire che la portualità è morta. E dovrebbe allora questo comportare da parte dei responsabili della portualità un minimo di attenzione, perché è inutile che qui stiano a litigare. Toninelli viene, vola sulla laguna in elicottero, credo, no? Perché così vede meglio, ha la possibilità di controllare meglio e decide. Ma decide cosa? Se non conosce questi problemi ha poco da decidere. La decisione è solo una: la portualità veneziana è destinata a morire. Certo, ma si sposta fuori dalla laguna. Va bene, certo, ma tutto hanno fatto tranne che diciamo affondare le indagini su quella soluzione che pure era stata proposta di realizzare un attracco offshore per le navi commerciali. Ma c'è di più. Una cosa che il progettista non ha considerato è che le manovre non saranno manovre finalizzate a controllare 1 o 2 cicli di marea, ma saranno manovre che si protrarranno anche per 70-100 ore consecutive, e questo significa, dal punto di vista
ecosistemico la morte dell'ecosistema lagunare, perché i biologi dicono che dopo 24-36 ore di chiusura incominciano problemi di anossia. Allora, se noi andiamo in prospettiva in questa direzione, è inutile che stiamo qui a discutere su come fare, su cosa fare. È evidente che il MOSE, così come è stato concepito, non può sussistere, non raggiungerà i suoi obiettivi anche se sarà messo a posto dei suoi problemi ingegneristici. Si lasci interrompere dal Paus. Andiamo un attimo in pubblicità, perché viviamo anche noi di qualcosa. Però torniamo poi con l'intervista del senatore Casson, perché è molto significativa. Prego. Allora andiamo un attimo in pubblicità e torniamo subito.